Gena crema. E non ci mise ancora un parmigiano a provola, figuratevi troppo. Mamma mia, che spettacolo. Ciao a tutti, stasera la pasta e patata con la provola. Venite appresso a me che andiamo a preparare insieme. Ingrediente principale, le patate ovviamente, seta, una carota e cipolle, pancetta, parmigiano reggiano, 2 pomodorini, a scurzette di parmigiano che non da mai mancare e la nostra provola, quella che fa diventare una crema che là che non finisce mai. Bellissimo. Andiamo a pelare le patate, andiamo a fare il nostro trito. Un giro d'olio in pentola, generoso mi raccomando. E ci mettiamo giusto un cucchiaio di concentrato di pomodoro per avere un po' di colore in più. E il mio segreto è che la patanella tagliata pecerella a pecerella, in modo che si mette in pentola e fa diventare tutta una crema. Adesso andiamo a metterci un po' di acqua a coprire, aggiustiamo un po' di sale, una bella macina di pepe. Ora ci aggiungiamo le scorzette di grana. Adesso direttamente nelle patate mettiamo la pasta all'interno. Bella porzione generosa perché teniamo fame. Che spettacolo, mamma mia. Gena crema. E non ci mise ancora un parmigiano a provola, figuratevi troppo. Spegniamo il fuoco, la facciamo riposare giusto un paio di minuti. Allora, parmigiano abbondante, un bacino per chiuso, basilico fresco. Adesso prendiamo la provola e la andiamo a fare tutta a listarelle. E adesso andiamo a mantecare il tutto. E mo ci ha sacrificato. Mamma mia, tale quale come fa mamma, buonissima. Ciao a